Il Lascari Cefalù torna a casa nel vero senso della parola, prima partita stagionale per la formazione giallorossa sul terreno di gioco del Comunale di Lascari. Si gioca contro il Città di Galati per cercare di recuperare terreno dopo un inizio di stagione a dir poco travagliato, e si comincia subito forte, lanciato sul filo del fuorigioco Danny Mocciaro che salta il portiere, deposita nella porta vuota e il gol dell'1-0 subito per il Lascari Cefalù con la firma da parte di Danny Mocciaro, che dopo 6 minuti sblocca il risultato battendo il portiere Grimaldi. Poi dall'altra parte ancora il tentativo da parte del Lascari che però non si traduce. Poi però ancora l'attacco della squadra giallorossa, si lancia nello spazio Guatino Di Salvo che incrocia col destro piano piano, ma quanto basta per fare 2-0 al minuto 18. L'ex super giovane Castelbuono raddoppia le marcature, si affaccia dall'altra parte anche il Città di Galati con questo tentativo all'interno dell'area di rigore, conclusione sull'esterno della rete da parte di Parafioriti. Minuto 24, ancora attacco vivo per il Lascari Cefalù con Di Salvo sulla destra, la palla messa in mezzo per Butera che colpisce la traversata a 2 metri, ma è tutto fermo per fuorigioco. Poi minuto 28, altro tentativo, forse con un fallo inizialmente a iniziazione, con il Galati che si allarga sulla destra, la palla proposta per Serio, il quale colpisce la porta ma trova anche l'opposizione di fiducia. Poi ancora il Lascari Cefalù con Butera che questa volta alla mezz'ora a tu per tu con il portiere Grimaldi non sbaglia, 3-0. Minuto 30 segna anche il bomber, segna anche Gabriele Butera, che rende ancora più dolce questo pomeriggio per il Lascari Cefalù. Poi al minuto 40 la palla ancora per Butera che fa correre Mocciaro, la corsa del numero 7 che salta un avversario, sta per calciare ma viene fermato sul più bello dall'arrivo di un difensore. Siamo nel recupero, ancora Mocciaro col destro, la palla deviata da Grimaldi sul palo, nega il poker al Lascari Cefalù. Allora passiamo con le immagini al secondo tempo, col primo tentativo dopo un quarto d'ora del Città di Galati, la discesa sulla destra, la palla messa in mezzo, allontana in qualche modo fiducia, poi Vicario davanti alla porta non riesce a correggere, poi però sugli sviluppi dell'angolo in qualche modo prova a salvare la difesa giallorossa, sui piedi però di Truglio che riesce a metterla in rete, forse in posizione di fuorigioco. 3-1 il punteggio al Comunale di Lascari. Di fatto succede veramente poco nel secondo tempo. Minuto 81, la palla di Mocciaro per Gnoffo a tu per tu con Grimaldi che è bravo a salvare, poi ancora attacco vivo con la palla messa in mezzo, nuovamente Gnoffo va per saltare il portiere, riesce ad evitarlo, calcia col sinistro, altra deviazione, ma non mancherà tempo per il calciatore del Lascari Cefalù per crearsi l'occasione per il gol. Qui riceve sullo spigolo dell'area, converge, calcia una botta col sinistro fortissima che piega le mani a Grimaldi. 4-1 l'esultanza davanti alla sua gente per Domenico Gnoffo che si sblocca, torna a segnare l'attaccante del Lascari che qui si deve difendere dal calcio di punizione di Campisi che esce fuori di poco. Poi siamo in pieno recupero, tutta avanti il Galati, si scopre, lascia le praterie alla Lascari Cefalù, la palla per Mocciaro che scaglia dalla distanza, la parata di Grimaldi, ma occhio a questa azione, il cross messo al centro, Mocciaro con la rovesciata, col 5-1 tornano i gol con gli effetti speciali di Danny Mocciaro e sono 5 per il Lascari. Sono ancora i giallorossi ad attaccare in questo finale, con Mocciaro lanciato nuovamente sul filo del fuorigioco, scavalca Grimaldi col pallonetto. 6-1 per il Lascari, tripletta personale per Danny Mocciaro che torna a divertirsi con la maglia del Lascari Cefalù ed era questa l'ultima azione della partita. Si sblocca la squadra di Nardi, vince 6-1 da Sportisire. Tutto, alla prossima!